Benvenuti, oggi abbiamo il primo Borghi d'Italia innevato. Siamo a Castel del Monte, in provincia dell'Aquila, all'interno del Parco Nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga. Castel del Monte è situato a 1347 metri sul livello del mare, ha 500 abitanti circa, dista 42 km dall'Aquila e 80 km dal Mar Adriatico. Come sempre Borghi d'Italia sarà raccontato semplicemente dai protagonisti del territorio. Iniziamo con il primo cittadino. Castel del Monte ha una storia, diciamo, fatta dagli antichi romani, perché questo paese si trovava prima giù nella piana San Marco e il nome era proprio San Marco e non Castel del Monte, che poi la chiesa principale adesso di Castel del Monte è San Marco proprio Evangelista, per ricordare il paese che è stato costruito prima dei Romani. Poi con il brigantaggio si sono spostati su in questo colle e si chiama proprio, l'origine è Castrum Montis, cioè Castrum è il castello murato e Montis sono i 5 colli, che è poi il simbolo del nostro Convalone. Questo comunque è un paese che è nato con la pastorizia. Qui nella nostra piana di Campo Imperatore ci sono stati fino al 1930 più di 100.000 capi di ovini, e gli allevatori, che poi la tradizione che facevano la transumanza, quindi andavano nel periodo invernale in Puglia e poi tornavano su, tutto quello che guadagnavano lo investivano per costruire in questo nostro borgo. Quindi è eccezionale il borgo proprio per questo, perché il castellano, che è il cittadino di Castel del Monte, tutto quello che aveva come risparmi l'ha utilizzato per poter fare una bella casa, la sua bella casa, che era la dimora, che doveva essere per sempre la sua dimora. Quindi c'è questo attaccamento al paese, a questi territori montani. Questo dà il lustro al nostro borgo. Se si vede ci sono 3 anelli, 3 strade che sono ad anelli circolari, e poi da un anello all'altro vengono collegati con una serie di gallerie che noi chiamiamo i famosi sporti. Si cammina all'interno di questo borgo nel silenzio, perché poi le pietre attutiscono i rumori, quindi non si sente nulla, si passeggia con quella tranquillità, che si rinasce, come se si rivive un mondo, diciamo, che non è quello che si vive in città, di rumoroso, con tutte quelle preoccupazioni che ci sono. Qui proprio ci si abbandona nella tranquillità assoluta e quindi si sta veramente bene. Una montagna bellissima che poi il periodo invernale diventa tutta neve, quindi è una piana di quasi 40 chilometri. Quando uno arriva trova anche poi l'accoglienza dei paesani, che sono eccezionali, che sono proprio, si sentono, il turista, la persona che arriva si sente proprio a casa sua, non si sente di trovarsi in un paese come turista, ma si sente come se fosse il suo paese. Andiamo a scoprire la parrocchia e le chiese di Castel del Monte in provincia dell'Aquila. Nella parte antica del paese abbiamo 4 chiese
La più antica è la chiesa di San Marco Evangelista, che è anche la nostra parrocchia. All'interno si caratterizza per la presenza di 12 altari in pietra scolpita, pietra aquilana, e una cupola affrescata del 600. Abbiamo poi la chiesa della Madonna del Suffragio, caratterizzata dalla presenza di un'opera molto pregevole, di una tela di un pittore fiorentino, regalata alla nostra comunità dal principe dei Medici Antonio Francesco, in visita nel Cinquecento nel marchesato di Capestrano, di cui Casteldelmonte faceva parte. Abbiamo poi all'interno della chiesa della Madonna del Suffragio, detta anche Madonna dei Pastori, l'altare maggiore di pregio notevole riconosciuto a livello regionale e nazionale, stile barocco in legno scolpito e rivestito in oro zecchino. Altrettanto di fronte all'altare c'è un organo di rilevanza regionale del 1508. Abbiamo poi la chiesa nella parte centrale del paese, la chiesa di Santa Caterina, e vicino alla porta di San Rocco, che è una delle 4 porte di accesso al borgo antico, abbiamo ricavata all'interno di un bastione delle mura difensive del paese la chiesa di San Rocco. All'esterno del paese abbiamo altre 2 chiese, che sono la Madonna delle Grazie, che è quasi una chiesa campestre nella parte bassa del paese, e poi nella parte alta abbiamo la chiesa di San Donato, che attualmente ospita quasi tutte le opere che erano dentro la chiesa matrice, che sono state asportate dopo il sisma del 2009, tra cui 2 tele del 400, la Natività e l'Annunciazione. All'interno della chiesa di San Donato ci sono anche le statue che risiedevano nella parrocchia, tra cui la statua processionale del nostro santo patrono e protettore San Donato. C'è da notare una cosa, che nel corso di questi ultimi anni la presenza del nostro parroco, Don Andrea, ha riportato allo splendore tutte le chiese del nostro paese. Casteldelmonte è un paese vivo, nel corso dell'anno ci sono tantissime manifestazioni e tradizioni, e quindi andiamo a conoscere la manifestazione dedicata alla Notte delle Streghe. Sono ormai 15 anni che il 17 agosto mettiamo in scena una rappresentazione di un'antica credenza popolare, la Notte delle Streghe. Quando un bambino stava male e il dottore non capiva cosa avesse, erano le streghe che se lo stavano succhiando. Per cui c'era un rito da fare per scacciare questa strega dal corpo del bimbo. La mamma del piccolo chiamava le comari, le donne del vicinato e soprattutto la comare Paccuta, che era la madrina di battesimo, e bisognava fare un percorso all'interno del paese. Si prendevano in braccio i panni del bambino, rigorosamente sporchi, e si doveva fare questo percorso a mezzanotte, rigorosamente in silenzio. Si dovevano attraversare 7 sporti. Gli sporti sono gli archi naturali che abbiamo qui nel centro storico del paese. Dopo il 7° sporto c'era un crocevia, si dovevano poggiare a terra questi panni e batterli materialmente con dei bastoni fino a lacerarli. Molte volte così si pensava che la strega venisse scacciata dal corpo del bambino. Nello stesso tempo capitava molte volte che delle signore anziane
potessero avere degli acciacchi, dei dolori, e di conseguenza era lei la strega che stava succhiando il bimbo e di conseguenza con la battitura dei panni erano gli acciacchi dovuti appunto alle botte che gli erano state date la notte precedente. Il 17 agosto ogni anno mettiamo in scena questa rappresentazione. Ci sono all'incirca un centinaio di figuranti tra attori, accompagnatori e c'è questo percorso all'interno del centro storico, si entra in gruppi a scaglioni 10 minuti uno dall'altro e si percorre questo giro itinerante dove ci sono degli spiazzi, c'è l'attore, che poi sono tutte persone assolutamente non attori di professione, sono persone del posto che recitano ognuno la propria parte. Castel del Monte è anche terra di artigiani, andiamo a scoprire l'intaglio artistico di Mario Berardi. Avevo 23 anni. Ho cominciato da gioco. Poi piano piano che è venuta la precisione. Faccio, altri legnami non ci sono qui. Si lavora benissimo, si lavora, però c'è pure la parte, diciamo, di sotto della pianta che è dura, ma si lavora sempre bene. C'è la donna che andava in campagna con suo marito, il marito non voleva sfatiare, era sfatiato, e allora gli si attaccava la coda e la moglie andava in campagna. Ho rappresentato tutta la vita di prima. Gli alpini, datasi che ho fatto il militare e allora ho cercato di farli sul legno. Ci sono 2 figlie, quindi ho fatto tutto per loro.